Ha generato un certo allarme anche in regione la scossa con epicentro in Slovenia, a Bovec, registrata ieri sera poco prima delle 21. Nessun danno finora è stato segnalato. Un evento comunque di un certo rilievo, fanno sapere al centro sismologico dell'OGS, che sta monitorando da Udine la situazione. Il servizio di Rita Micoli. Un centinaio di chiamate alla sede operativa della Protezione Civile di Palmanova, un'altra cinquantina ai vigili del fuoco del comando provinciale di Udine. Ha generato un certo allarme anche in regione la scossa con epicentro in Slovenia, a Bovec, registrata ieri sera poco prima delle 21. Nessun danno sinora è stato segnalato, un evento comunque di un certo rilievo, spiega Gianni Bressan del Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS, che sta monitorando da Udine la situazione. Alle 20:47 si è verificato un evento di magnitudo 4.3 nella stessa zona interessata dagli eventi del 1998, che era magnitudo 5.6, e del 2004 con magnitudo 5.1. Ci sono state delle repliche poi? Ci sono state 4 repliche di magnitudo compresa tra 0.5 e 1.3. Che cosa succederà adesso? C'è la possibilità che entro 15-20 giorni che possa verificarsi una scossa di magnitudo comparabile con la scossa di ieri o entro un grado di magnitudo di differenza. Questa è una zona comunque sismica che continuate ora a tenere sotto controllo? Sì, è sempre stata una zona sismica in tutti questi anni, anzi questo evento prima o poi era abbastanza probabile che accadesse. Che cosa state facendo in queste ore? Stiamo controllando appunto l'evoluzione della sismicità, quindi con particolare attenzione al numero di scosse e l'energia irradiata. Un rave party è stato scoperto